Come si protegge un software? In un precedente video abbiamo parlato delle forme più tipiche dei contratti aventi ad oggetto il software, i contratti di licenza, di compravendita e di sviluppo. Se vi va, vi invito a guardarlo, trovate il link in descrizione. In questo video parliamo brevemente della protezione della proprietà intellettuale del software. Ogni mese predisponiamo un certo numero di contratti che hanno ad oggetto il software e in molti casi il problema principale è costituito appunto dalla disciplina della proprietà e dei diritti di sfruttamento economico dei programmi. Un'efficace tutela del software passa per forza dalla redazione di buoni contratti, per i quali sono necessarie competenze specifiche, oltre che nell'ambito della contrattualistica generale, anche in materia di diritto d'autore. Innanzitutto del software si occupa proprio la legge sul diritto d'autore, la quale protegge la riproduzione totale o parziale del programma nelle sue due componenti, il cosiddetto codice oggetto e il cosiddetto codice sorgente. Il codice sorgente è il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione e costituisce, per così dire, il progetto del programma. Il codice oggetto è la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina, comprensibile solo all'elaboratore. Di solito lo sviluppatore fornisce all'utente non il codice sorgente, ma solo il codice oggetto, sufficiente a eseguire il programma. Risalire dal codice oggetto al codice sorgente è una complicata operazione di reverse engineering. Il software è protetto dalla legge sul diritto d'autore. Al suo autore, spesso una software house, spettano sempre i diritti morali che non possono essere ceduti. I diritti di sfruttamento economico invece possono essere trasferiti e disciplinati contrattualmente, ad esempio con delle royalty. Generalmente quando acquistiamo un software come consumatori non acquistiamo la proprietà del software in quanto tale, ossia del codice sorgente e del codice oggetto, ma acquistiamo il diritto di usare il programma in regime di licenza d'uso non esclusiva, oltre ovviamente alla proprietà del supporto fisico che contiene il programma. Diverso è il caso della società committente che incarichi una software house di realizzare un software in esclusiva, magari sfruttando anche il proprio know-how in un determinato settore. In questo caso la committente potrebbe avere interesse ad acquistare anche il codice sorgente e a conseguire ogni diritto di sfruttamento economico del programma. Questione che, ancora una volta, deve essere disciplinata con contrattualistica adeguata, che non dia adito a dubbi. A certe condizioni è anche possibile brevettare il software, ma di questo parleremo in un prossimo video. Iscrivetevi al nostro canale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.